Buona domenica da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. In Sicilia aumentano più che altrove gli omicidi plurimi sul lavoro, mancano i controlli di ispettori e ASL nella giornata mondiale sulla sicurezza del lavoro. Le parole pesanti di Giordano Bruno, magistrato di Cassazione. È al cinema Toxicity, un film documentario sul petrolchimico di Priolo, morti, malattie, denunce e omertà che da 70 anni imperversano nella zona sudorientale della Sicilia. Non solo parole ma fatti per scongiurare la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La Regione durante la trasmissione Il Punto dichiara impegno, ma serve l'azione del Ministero per concedere la proroga alla legge che condanna allo stop. La lista di Michele Santoro cerca sottoscrizioni in Sicilia per presentare il simbolo alle europee. Cuffaro e De Luca raccolgono l'appello, il giornalista sorvola, mentre l'eurodeputato Pedicini li rimanda al mittente. A Catania l'inciviltà oltraggia la storia ai piedi della Torre del Vescovo costruita nel 1300, una vasca da bagno abbandonata e spazzatura di ogni genere. Calcio, il Catania batte il Benevento, il Massimino approda ai play-off, si riaccende l'entusiasmo e la gioia dei tifosi che adesso credono al sogno Serie B. Il Palermo non sa più vincere, prima sconfitta sulla panchina per il tecnico Mignani, la Reggiana si impone al Barbera per 2-1. Ancora ben trovati, oggi vogliamo aprire con una riflessione dura e importante proprio nella giornata mondiale sulla sicurezza del lavoro. A Sicilia 24 infatti parla Giordano Bruno, magistrato di Cassazione e già direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le sue parole sono davvero inquietanti. Sentiamo. Si aggrava la strage permanente sul lavoro. Sono in aumento soprattutto gli omicidi e gli infortuni plurimi che si verificano per colpa di organizzazione di un'impresa, non per la disattenzione del singolo lavoratore. In Sicilia questo dato è ancora più grave perché riguarda soprattutto le medie e piccole imprese, dove c'è una minore sindacalizzazione e dove ci sono minori controlli da parte degli ispettori regionali del lavoro e degli ispettori delle ASL. Occorre ricordare che non abbiamo bisogno di nuove norme, di nuova burocrazia, di nuove carte, abbiamo bisogno di applicare le norme che già abbiamo e che sono delle norme ottime a livello europeo, ma senza la possibilità di farle rispettare rimangono semplicemente lettera morta sulla Gazzetta Ufficiale. E di morti si parla certamente anche nel docufilm che racconta le storie di chi vive nel quadrilatero della morte, appunto nel siracusano, tra le scie e i fumi del polo industriale. Una denuncia dell'inquinamento del petrolchimico che da 70 anni colpisce la zona sudorientale dell'isola. Sentiamo Francesco Aloi. Durante la malattia di mio padre non volevamo avvicinarci, neanche passare davanti alla zona industriale. Toxicity è un docufilm, una storia che si vede e soprattutto si sente. La raccontano François Xavier de Torre e Alfonso Pinto, due registi che hanno deciso di dare voce agli abitanti del quadrilatero della morte, Priolo, Melilli, Augusta, Siracusa. Mostrare alle persone il nostro sguardo sul loro territorio ci mette molta emozione. Un'ora e un quarto ricca di testimonianze. C'è anche Don Prisutto che da sempre si batte contro l'inquinamento. Vogliamo ricordare le vittime del cancro. Nel caso Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa sostanzialmente c'è questo strano silenzio, forse perché ci sono interessi molto grossi. In quest'area del Siracusano quasi ogni persona conosce qualcuno con un tumore, ma nonostante tutto c'è chi ripete meglio morire di cancro che di fame. Siamo in Sicilia, c'è la mafia, c'è la politica,
gli affari, perfino la magistratura, tutti ci mangiano, tutti. A 2 passi dalle ciminiere ci sono le saline con i fenicotteri rosa, uccello che è stato inserito anche nella locandina, che però ha fatto storcere il naso al direttore. Il fenicottero, anche in questo caso, è stato trasformato in un elemento di morte. La meraviglia della natura accostata al progresso, a volte pagando un prezzo abbastanza alto. Torniamo anche oggi nel nostro telegiornale sulla vicenda del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, al centro del dibattito politico. Scadrà, lo ricordiamo, a fine luglio la proroga e adesso la Regione è chiamata a chiedere a gran forza al Ministero la deroga. Ieri, durante la trasmissione di Telecolor Il Punto, c'era il dirigente generale della Regione, Salvatore Iacolino, che sentiamo nel servizio di Francesco Triolo. La decisione, è chiara a tutti, passa dai tavoli del Ministero della Salute a Roma, ma per chi segue da tempo le vicende della cardiochirurgia pediatrica di Taormina è altrettanto chiaro che proprio al Ministero si attendono una presa di posizione forte dalla Regione Sicilia. Tradotto, una richiesta formale circostanziata per la concessione della deroga per il centro di eccellenza taorminese del Bambin Gesù. Anche per questo ieri mattina i 70 cuori spezzati in spiaggia Giardini Naxos avevano il nome di ciascuno dei deputati regionali e del presidente della regione Schifani. Che a dire del dirigente generale Salvatore Iacolino, ieri sera al Punto con Luca Ciliberti si sta muovendo per ottenere la deroga. La volontà del presidente della regione Schifani è quella di salvaguardare Taormina nella sua attività attuale, anche attraverso un provvedimento forte che richiederemo per avere una deroga su Taormina. Il presidente della regione su questo tema è particolarmente sensibile. L'esempio è quello del Veneto, che in una situazione similare a quella siciliana mantiene 2 centri di eccellenza. Lavoreremo anche su questa, esempio di sanità virtuosa e stimolata in tal senso che registriamo in Veneto, perché si possa confermare ciò che è stato realizzato in Veneto anche in Sicilia. Le posso assicurare che c'è grande attenzione. Ma al di là delle parole e delle intenzioni adesso occorre passare ai fatti, ed a chiederlo sono i genitori dei piccoli pazienti, a chiederlo sono i 21 bambini attualmente ricoverati a Taormina. Andiamo alla politica, la lista Pace, Terra, Dignità di Michele Santoro è in cerca di sottoscrizioni mancanti per presentare il simbolo alle europee. Cuffaro e De Luca hanno raccolto l'appello, noi abbiamo appunto sentito Michele Santoro. Luca Ciliberti. C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Una volgare aggressione. Questa è la civiltà, vede? Noi non abbiamo chiesto a Cuffaro nessuna firma, è inutile che me lo fai ripetere per 40 volte. La mente torna indietro, la storia riavvolge il nastro. Le immagini e le parole senza filtro che solo la TV sa riportare in modo così netto sono quelle di una diretta a reti unificate tra Rai 3 e Canale 5 a poche settimane dal barbaro omicidio di Libero Grassi. Maurizio Costanzo al Parioli, Michele Santoro al Teatro Massimo di Palermo. Era il 1991 e a raccogliere lo sfogo del giovane democristiano Totò Cuffaro contro il giudice che conduceva l'inchiesta su Calogero Mannino fu proprio il conduttore di Samarcanda, e ad ascoltarlo c'era anche Giovanni Falcone. Ma addebitate alle vostre coscienze, le vostre coscienze devono rispondere del danno che avete fatto alla Sicilia. Oggi le strade del giornalista e del leader DC si incrociano. Cuffaro infatti ha raccolto l'invito di Santoro, a cui mancano poche centinaia di firme, proprio nel collegio Sicilia-Sardegna per presentare il suo simbolo Pace, Terra e Dignità alle prossime elezioni europee. Noi non abbiamo chiesto a Cuffaro nessuna firma, è inutile che me lo fai ripetere per 40 volte. Cioè, noi non abbiamo chiesto non solo a Cuffaro, ma a nessuna organizzazione, tranne quelli che partecipano alla nostra lista, di raccogliere firme per noi. Né l'hanno fatto, nessuno l'ha fatto. Se poi qualcuno vuole raccogliere firme per conto suo, vabbè, non lo so. Fino adesso leggo delle cose per le quali vi state eccitando voi siciliani, ma io personalmente non ho firme di Cuffaro. Un sostegno a Santoro, qualora lo chiedesse, e previa rinuncia alle firme di Cuffaro, arriverebbe anche da Cateno De Luca. Tutte le firme che abbiamo raccolto le abbiamo raccolto noi, una per una. Non mi risultano altre firme al momento e mancano 2 giorni, 3 giorni alla chiusura della raccolta delle firme.
E allora bisognerà attendere solo qualche altra ora per comprendere come finirà a Michele Santoro e alla sua lista. La russa fascista a testa in giù sbarca in Sicilia, la bufera scatenata dal post-shock del regista Michele Riondino, condiviso su Facebook la sera del 25 aprile. A rispondere è il presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno, notoriamente uomo del presidente del Senato Ignazio La Russa, anche lui siciliano. Maglio viola. Infantile ed inquietante. Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno definisce così il post del regista Michele Riondino, che su Facebook ha lanciato una polemica sul ruolo del siciliano presidente del Senato Ignazio La Russa, accusandolo di essere un fascista. Adesso la bufera sbarca anche in Sicilia. Tutto inizia la sera del 25 aprile quando Riondino posta su Facebook una foto molto antica di La Russa davanti a un ritratto di Mussolini con un mazzo di fiori a fianco. Ma non basta, la foto è stata postata a testa in giù, accompagnata da un testo chiarissimo. Non ci sono più i fascisti di una volta, solo pecore, scrive Riondino. I fascisti di ieri sono diventati i governanti di oggi. Una volta erano fieri leoni, oggi invece tradiscono la loro identità, giurando sulla Costituzione antifascista. Viva la Resistenza, conclude. Dopo la bufera social, il regista riposta la foto raddrizzandola ma rincara la dose. Vediamo un po' se la sua posizione originale provoca lo stesso scandalo, aggiunge. Parole che sono un misto di violenza e di ignoranza, gli risponde il presidente del Parlamento siciliano. Questa è la sinistra che vorrebbe fare la morale agli altri. Il post del regista militante, forse bisognoso di visibilità, aggiunge, è allo stesso tempo infantile e inquietante. Mi auguro che adesso tutti quelli che da sinistra vedono squadristi ovunque tranne che tra i propri amici, conclude il presidente Galvagno, condanneranno questi seminatori d'odio e questi metodi da bulletto di paese. Andiamo alla cronaca. Catania, ancora violenza alla Villa Bellini. I carabinieri sono infatti intervenuti per sedare una lite tra due uomini, denunciando un 21enne di Paternò. I militari, che a piedi e a cavallo, lo vedete appunto nelle immagini, pattugliano attualmente il parco, hanno ricevuto una richiesta di aiuto da una donna che aveva segnalato un acceso diverbio tra il proprio compagno e uno sconosciuto. Il giovane aveva con sé un coltello a serramanico e della marijuana, intanto effettuati durante la notte nei luoghi della movida catanese i controlli della polizia. Memoria oltraggiata ai piedi della Torre del Vescovo, costruita nel 1302 a Catania, spazzatura di ogni tipo e persino, lo vedrete, una vasca da bagno. È andato per noi Tonino De Mana. Nel 1302 era stata costruita per proteggersi dagli attacchi del nemico. A distanza di oltre 700 anni, chi l'ha realizzata non avrebbe mai pensato di doversi difendere dai raid degli incivili, un popolo particolarmente temibile a Catania e non solo. Altro che vandali e barbari, da queste parti le incursioni sono continue e prendono di mira monumenti che per la verità sono già nell'oblio. Ma al peggio non c'è mai fine, così accanto alla fortezza medievale sono ben visibili gli immancabili multicolor sacchetti della spazzatura e spicca anche il bianco di una vasca da bagno. Chi ha avuto la felice idea di buttarla proprio davanti alla Torre del Vescovo? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, ma ciò che indigna è un altro aspetto. La vasca in questione è lì da una settimana. L'avevamo notata noi durante un servizio in via Plebiscito e volevamo vedere se qualcuno, oltre a noi, l'avesse mai vista e rimossa. Purtroppo è andata per come sospettavamo. Nessuno l'ha vista. Scene di ordinario degrado anche nella piazzetta adiacente, dove oltre ai rifiuti, alle bottiglie di vetro e all'erba secca appaiono altri arredi con due belle sedie in bella mostra. Non le manda a dire il presidente di Abetnea, Cannizzo. Non comprendo perché si continui ancora ad assumere da parte dei cittadini questo atteggiamento. È una segnalazione fatta alcuni giorni fa, ma possibile che nessuno veda questo scempio? Deve esserci innanzitutto la collaborazione di tutti i cittadini, perché chi fa una cosa del genere deve essere denunciato sicuramente anche dai vicini, fra le altre cose, ma deve esserci anche un controllo più attento, più pressante, più continuo, perché e affinché questa città possa venire fuori da questo cul-de-sac che ci tiene ai margini civili. In una città con molti quartieri al buio o scarsamente illuminati non passano inosservati i fari accesi in pieno giorno a Torre del Vescovo. Magra consolazione o tipico paradosso catanese? Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, subito dopo al rientro andremo ad Agrigento per l'Urban Fest.
Seconda parte di Sicilia 24, ombrelli colorati, musica, intrattenimento e arte. Ad Agrigento nasce Urban Fest, che animerà il centro storico con l'approssimarsi di Agrigento, capitale italiana della cultura. Davide Sardo. Agrigento, la sana movida nel centro storico, l'accoglienza dei turisti e l'approssimarsi dell'evento Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. I titolari di 4 locali in via Atenea, la strada principale del centro storico e considerata il salotto buono della città, hanno organizzato autonomamente e senza contributi pubblici il Festival Urbano di Primavera, che da venerdì prossimo 3 maggio fino al 21 giugno animerà la via Atenea con musica e intrattenimenti vari. La zona interessata è stata già ricoperta di ombrelli che si trovano sospesi tra luci e colori che fluttuano sulle teste dei passanti e creano un gioco di ombre sulla strada, creando così un'opera d'arte urbana. Gli ombrelli ci servivano come punte di colore che in qualche maniera richiamassero l'idea di una primavera che è vista anche metaforicamente come un momento di rinascita della città, che comunque avverrà, speriamo, con Agrigento Capitale della Cultura 2025. In questo senso abbiamo trovato, di questo siamo veramente molto fieri, abbiamo trovato la capacità di unirci noi e i commercianti vicini. Attraverso dei musicisti, degli artisti da strada, dei trampolieri, cercando di arricchire un po' il cuore della città. Motivo per cui, essendo primavera, abbiamo pensato anche di mettere dentro dei colori, no? Attraverso questa iniziativa degli ombrelli, che è una roba, degli ombrelli volanti, che è una roba vista e stravista, che però funziona. Il comune, che sicuramente non ha grandi fondi, grandi risorse, ti aiuta in tutto e per tutto, ti agevola nella burocrazia, nel suolo pubblico, in tutto quello che ti può aiutare, però sicuramente non può sponsorizzare e finanziare una manifestazione per intero. Adesso vi diamo notizia di un grande ospite domani mattina all'interno di Buongiorno Sicilia su Antenna Sicilia. Ospite infatti sarà Fiorello. Domani mattina, appena conclusa la sua puntata del lunedì di Viva Rai 2, il popolarissimo showman siciliano sarà infatti ospite del nostro programma mattutino condotto da Michele Cucuzza, con la sua ironia, le sue prese in giro, la sua simpatia, insomma certamente dobbiamo attenderne delle belle. Dunque l'appuntamento domani mattina a partire dalle 8 su Buongiorno Sicilia su Antenna Sicilia. E adesso il Catania, è un Catania che sta sull'altalena. Insieme al Catania sull'altalena ci sono anche i tifosi che passano dalla paura al sogno. Adesso il sogno si chiama Serie B e le loro opinioni le ha raccolte per noi Tonino De Mana. Il gol di Cianci libera il Catania dalle paure, così il popolo rossazzurro passa dall'incubo al sogno, dalla depressione all'esaltazione, dal rischio play-out ai play-off, con la possibilità di dare la caccia alla Serie B. È quello che ci aspettavamo da un anno a questa parte, finalmente è arrivato, speriamo adesso di poter andare avanti. Ora a fare i play-off, si gioca c'è il Renation. Potessimo fare qualche sogno. L'anno prossimo sarà sicuramente Serie B e poi Serie A, in modo che ci sarà anche il big match con la squadra del mio cuore che è gemellata col Catania. Sarebbe? È il Napoli. E se non va in Serie B? Non stiamo nacci, un altro anno, è finito. È stata una bellissima partita, spero che il Catania vada in Serie B. Abbiamo 2 treni là, il treno playoff è stato agganciato per il Catania. Va bene, ma ci voleva finalmente ieri 1-0. Mi fa piacere che il Catania ha superato questa fase, speriamo ardentemente perché la città merita molto di più. Ti sei messo questa tuta apposta? Apposta no, però quando siamo qui sembra Forza Catania, quindi. Si riparte l'11 maggio con la fase nazionale e si riaccende l'entusiasmo. L'ho sempre detto, è un campionato pazzo e il Catania salirà in Serie B, ve lo garantisco io. E quindi si può anche essere promossi quando, quando i tifosi non se lo aspettano. Forza Cagliari e Catania. Dunque autorizzati a sognare. Passeremo al calcio giocato subito dopo una breve pausa, tra poco.
E siamo tornati in studio per il calcio, un gol di Cianci contro il Benevento, vale i play-off per il Catania. La seconda parte della stagione avrà inizio per i rossazzurri sabato 11 maggio. Marco Carli. La serata, cominciata con l'ansia di non riuscire, finisce invece con la vittoria della speranza. Nella partita più importante del campionato il Catania scaccia l'incubo play-out e conquista quei play-off che sembravano cosa quasi fatta dopo la Coppa Italia e che una serie di gare giocate male hanno rimesso in bilico fino agli ultimi 90 minuti. Col Benevento però, come in molte partite da dentro fuori, il Catania ha messo in campo la prova che serviva. La squadra oggi ha fatto qualcosa di eccezionale. Cioè non ce lo dimentichiamo, era un momento delicato, oggi ha fatto qualcosa di eccezionale, non parlo di campionato. Il tecnico ha avuto due intuizioni importanti, Cicerelli mezzala, la Peralta e Quain in difesa che regge l'urto insieme agli altri di un Benevento comunque non ispiratissimo. In mezzo le tante sensazioni respirate in una partita che per i tifosi era inevitabilmente condizionata anche da quello che succedeva sugli altri campi. E in mezzo soprattutto il gol di Cianci, quello della vittoria che spalanca definitivamente le porte dei play-off. Veniamo da un momento dove non è facile, poi sappiamo tutti Catania è una piazza importante, c'è tanta pressione, quindi non era facile, non è facile, però alla fine per fortuna vincendo la Coppa e salvandoci all'ultima giornata abbiamo portato a termine l'obiettivo. Il destino si veste di rosso-azzurro nel finale con la traversa di Ciano proprio nel momento del gol del Monterosi col Foggia, che in caso di pareggio al Massimino avrebbe mandato il Catania ai play-out. Giusto così, per quel che si è visto nell'ultima gara gli etnei meritavano il successo. Adesso serve confermare atteggiamento e magari risultati a partire dall'11 maggio, gara d'andata da disputare in trasferta del primo turno della fase nazionale dei play-off. Prima sconfitta sulla panchina del Palermo, siamo dunque alla Serie B per il tecnico Mignani. La Reggiana vince 2-1 in rimonta e manda in crisi i siciliani. Marco Gullà. Soliti difetti, consueti problemi, stesso risultato. Il Palermo non sa più vincere, la Reggiana sbanca il Barbera con il punteggio di 2-1 e mette in crisi la squadra di Mignani. Nessuna bacchetta magica per l'allenatore rosanero, il Palermo non è cambiato, anche ieri vantaggio illusorio con questo gran bel gol di Brunori e poi rimonta degli avversari nella ripresa con i gol di Portanova e Rozio. Il Palermo resta sesto a 3 giornate dalla fine con 5 punti di vantaggio sul Brescia che è settimo. Noi volevamo provare oggi a buttare dentro una grande iniezione di fiducia e invece probabilmente ce la siamo tolta, però il campionato è stato fatto in un certo modo fino ad oggi, c'è una posizione da mantenere e provare a migliorare e poi c'è da fare eventualmente la fase finale e noi ogni partita dobbiamo andare ad affrontarla con grande fiducia. Unica nota positiva, il ritorno in campo di Ranocchia. Le motivazioni a noi non ci mancano, non ci sono mai mancate, è vero e oggettivo che in questo momento stiamo vivendo un momento non facile, però stiamo lavorando e stiamo cercando in tutti i modi di limare i nostri difetti e dobbiamo cercare appunto queste 3 partite di arrivare al massimo per lo sprint finale. Palermo in campo per il 1 maggio in trasferta contro lo Spezia. Era il nostro ultimo servizio per oggi, a tutti voi grazie per averci seguito, ancora una buona domenica a tutti voi, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 19. Buonasera ai titoli con le principali notizie. Catania ha deciso intervento dell'arcivescovo Renna contro le celebrazioni nostalgiche e annulla la messa organizzata nella chiesa di Santa Caterina alle 19 a sua insaputa per ricordare Mussolini, per evitare, dice l'arcivescovo, gli spiacevoli precedenti del recente passato. Morti sul lavoro in Sicilia aumentano più che altrove per la mancanza di controlli ispettori. Questa la denuncia di Bruno Giordano, magistrato di Cassazione. E intanto in un docufilm i veleni del petrolchimico di Priolo.
Scongiurare la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La Regione dice che è pronta a impegnarsi, ma serve l'azione del Ministero per la proroga alla legge che condanna lo stop della struttura. La lista di Michele Santoro cerca sottoscrizioni in Sicilia per presentare il simbolo alle europee. Cuffaro De Luca raccolgono l'appello. Il giornalista sorvola mentre l'eurodeputato Pedicini li rimanda al mittente. Favignana dice addio a Clemente Ventrone, uomo simbolo della mattanza, una vita trascorsa tra le tonnare e l'amore per il mare. A Catania, ai piedi della Torre del Vescovo, costruita nel 1300, una vasca da bagno abbandonata e spazzatura di ogni genere. Calcio, il Catania batte il Benevento al Massimino a Proda ai play-off, si riaccende l'entusiasmo e la gioia dei tifosi. Prima sconfitta per il Palermo di Mignani, la Reggiana si impone al Barbera 2-1. Buonasera. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, ha annullato la messa in memoria di Mussolini prevista per stasera nella chiesa di Santa Caterina davanti al portone chiuso. Poco fa si è visto soltanto l'organizzatore dell'evento annullato. Simona Mazzona. L'annuncio nei necrologi del quotidiano La Sicilia, una messa in suffragio per la morte di Benito Mussolini, come avviene il 28 aprile di ogni anno. La chiesa è quella di Santa Caterina a Catania, ad organizzarla Fiamma Tricolore. Un anniversario che però non è passato inosservato alla curia, tanto che a poche ore dalla celebrazione arriva il secco no dell'arcivescovo Renna. Una posizione forte e netta, il diniego a quella messa che probabilmente sarà apparsa più politica che santa, tanto che l'arcivescovo non solo l'ha annullata, ma ha anche disposto la chiusura della chiesa per un giorno intero. La decisione è motivata sul lapidario comunicato dell'arcidiocesi per evitare che a margine di una messa in suffragio ci possano essere non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto spiacevoli precedenti, si legge. E probabilmente il riferimento è a quel 28 aprile 2016, quando uno dei due ministranti ha risposto al saluto romano dei presenti al rito religioso. L'immagine shock scattata davanti all'altare, la vedete. L'uomo allora si difese, ma che apologia del fascismo, solo folklore. Sarà, ma meglio evitare altri spiacevoli episodi, si sarà detto Monsignor Renna in viaggio verso Roma per un incontro alla conferenza episcopale. E intanto sui social è un gran parlare, con posizioni squisitamente politiche, altro che di commiato a chi non c'è più. E oggi è la giornata mondiale sulla sicurezza del lavoro. A Sicilia 24 la riflessione di Bruno Giordano, magistrato di Cassazione. Sentiamolo. Si aggrava la strage permanente sul lavoro. Sono in aumento soprattutto gli omicidi e gli infortuni plurimi che si verificano per colpa di organizzazione di un'impresa, non per la disattenzione del singolo lavoratore. In Sicilia questo dato è ancora più grave perché riguarda soprattutto le medie e piccole imprese, dove c'è una minore sindacalizzazione e dove ci sono minori controlli da parte degli ispettori regionali del lavoro e degli ispettori delle ASL. Docufilm, le storie di chi vive nel siracusano tra le scie e i fumi del polo industriale, la denuncia dell'inquinamento del petrolchimico che da 70 anni colpisce la zona sud-orientale della Sicilia. Sentiamo Francesco Loi. Durante la malattia di mio padre non volevamo avvicinarci, neanche passare davanti alla zona industriale. Toxisili è un docufilm, una storia che si vede e soprattutto si sente. La raccontano François Xavier de Torre e Alfonso Pinto, due registi che hanno deciso di dare voce agli abitanti del quadrilatero della morte, Priolo, Melilli, Augusta, Siracusa. Mostrare alle persone il nostro sguardo sul loro territorio ci mette molta emozione. Un'ora e un quarto ricca di testimonianze. C'è anche Don Prisutto che da sempre si batte contro l'inquinamento. Vogliamo ricordare le vittime del cancro. Nel caso Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa sostanzialmente c'è questo strano silenzio.
forse perché ci sono interessi molto grossi. In quest'area del siracusano quasi ogni persona conosce qualcuno con un tumore, ma nonostante tutto c'è chi ripete: meglio morire di cancro che di fame. Siamo in Sicilia, c'è la mafia, c'è la politica, gli affari, perfino la magistratura, tutti ci mangiano, tutti. A 2 passi dalle ciminiere ci sono le saline con i fenicotteri rosa, uccello che è stato inserito anche nella locandina. E ci occupiamo ancora della vicenda del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che è ora al centro anche del dibattito politico. Scadrà a fine luglio la proroga e adesso la Regione è chiamata a chiedere al Ministero la deroga. Sentiamo Francesco Triolo. La decisione, è chiara a tutti, passa dai tavoli del Ministero della Salute a Roma, ma per chi segue da tempo le vicende della cardiochirurgia pediatrica di Taormina è altrettanto chiaro che proprio al Ministero si attendono una presa di posizione forte dalla Regione Sicilia, tradotto una richiesta formale e circostanziata per la concessione della deroga per il centro di eccellenza taorminese del Bambin Gesù. Anche per questo ieri mattina i 70 cuori spezzati in spiaggia Giardini Naxos avevano il nome di ciascuno dei deputati regionali e del presidente della regione Schifani, che a dire del dirigente generale Salvatore Iacolino ieri sera al punto con Luca Ciliberti si sta muovendo per ottenere la deroga. La volontà del presidente della regione Schifani è quella di salvaguardare Taormina nella sua attività attuale, anche attraverso un provvedimento forte che richiederemo per avere una deroga su Taormina. Il Presidente della Regione su questo tema è particolarmente sensibile. L'esempio è quello del Veneto, che in una situazione similare a quella siciliana mantiene 2 centri di eccellenza. Lavoreremo anche su questa, esempio di sanità virtuosa e stimolata in tal senso che registriamo in Veneto, perché si possa confermare ciò che è stato realizzato in Veneto anche in Sicilia. Le posso assicurare che c'è grande attenzione. Ma al di là delle parole e delle intenzioni adesso occorre passare ai fatti, ed a chiederlo sono i genitori dei piccoli pazienti, a chiederlo sono i 21 bambini attualmente ricoverati a Taormina. La politica, la lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro cerca sottoscrizioni mancanti in Sicilia per presentare il simbolo alle europee. Cuffaro e De Luca raccolgono l'appello. Luca Ciliberti. C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Una volgare aggressione. Questa è la civiltà, vede? Noi non abbiamo chiesto a Cuffaro nessuna firma, è inutile che me lo fai ripetere per 40 volte. La mente torna indietro, la storia riavvolge il nastro. Le immagini e le parole senza filtro che solo la TV sa riportare in modo così netto sono quelle di una diretta a reti unificate tra Rai 3 e Canale 5 a poche settimane dal barbaro omicidio di Libero Grassi. Maurizio Costanzo al Parioli, Michele Santoro al Teatro Massimo di Palermo. Era il 1991 e a raccogliere lo sfogo del giovane democristiano Totò Cuffaro contro il giudice che conduceva l'inchiesta su Calogero Mannino fu proprio il conduttore di Samarcanda, e ad ascoltarlo c'era anche Giovanni Falcone. Addebitate alle vostre coscienze, le vostre coscienze devono rispondere del danno che avete fatto alla Sicilia. Oggi le strade del giornalista e del leader DC si incrociano. Cuffaro infatti ha raccolto l'invito di Santoro, a cui mancano poche centinaia di firme, proprio nel collegio Sicilia-Sardegna per presentare il suo simbolo Pace, Terra e Dignità alle prossime elezioni europee. Noi non abbiamo chiesto a Cuffaro nessuna firma, è inutile che me lo fai ripetere per 40 volte. Cioè, noi non abbiamo chiesto non solo a Cuffaro, ma a nessuna organizzazione, tranne quelli che partecipano alla nostra lista, di raccogliere firme per noi. Né l'hanno fatto, nessuno l'ha fatto. Se poi qualcuno vuole raccogliere firme per conto suo, vabbè, non lo so. Fino adesso leggo delle cose per le quali vi state eccitando voi siciliani, ma io personalmente non ho firme di Cuffaro. Un sostegno a Santoro, qualora lo chiedesse e previa rinuncia alle firme di Cuffaro, arriverebbe anche da Cateno De Luca. Tutte le firme che abbiamo raccolto le abbiamo raccolto noi, una per una. Non mi risultano altre firme al momento e mancano 2 giorni, 3 giorni alla chiusura della raccolta delle firme. E allora bisognerà attendere solo qualche altra ora per comprendere come finirà a Michele Santoro e alla sua lista. L'arcipelago delle Egadi si è svegliato con la notizia della morte di Clemente Ventrone, ex vice rais della Mattanza. Con la sua scomparsa se ne va anche un pezzo di storia dell'isola. Laura Spanò.
Favignana dice addio a Clemente Ventrone, uomo simbolo assieme a Raissi Gioacchino Cataldo della Mattanza. Ventrone è morto nella notte, una vita la sua trascorsa tra mattanze e tonne. Nato a Caserta, ha iniziato a lavorare allo stabilimento Florio appena 14enne, ricoprendo diverse mansioni. Insieme a Raissi Gioacchino Cataldo, pure lui scomparso nell'estate 2018, è stato sicuramente il personaggio più fotografato da chi ha documentato negli anni il rito della pesca favignana. Di quella mattanza Clemente è stato anche ex vice Rais, sapendone perpetuare nel tempo la memoria, raccontando al mondo intero l'unica vera mattanza di tonni della Sicilia occidentale e i segreti della pesca del tonno, proprio quando le reti sono tornate a calare nell'isola più grande delle Egadi, fino alla fine dei suoi giorni. Sempre orgoglioso di avervi fatto parte. Foto che lo ritraggono mentre Arpione, i tonni oppure i momenti di pausa in piazza Favignana hanno fatto il giro del mondo. Dopo tante mansioni svolte all'interno dello stabilimento Florio, Clemente Ventrone era diventato tonnaroto, uno dei ruoli più importanti della filiera. Durante la pesca dei tonni era sempre a fianco del Raissi Cataldo e con lui ha coltivato una lunga amicizia. Ecco cosa soleva dire Clemente a proposito della mattanza: non è la corrida né una guerra ai tonni, ma una lotta per la sopravvivenza. Ventrone, pensionato, viveva con uno dei 9 figli a Favignana. Il suo volto e la sua immagine hanno rappresentato l'identità delle isole Egadi in tutto il mondo, dice ora il sindaco Francesco Forgione. Oggi piangiamo l'uomo generoso e l'amico di tutti, espressione di una comunità aperta al dialogo e accogliente che anche attraverso l'immortalità dell'immagine del suo viso e dei suoi capelli continuerà a vivere in chiunque abbia visitato le nostre isole e ne conserva il ricordo. Non solo archeologia, i templi producono anche cibo di qualità. Ad Agrigento presentato il pane che nasce dai grani della Valle dei Templi. Davide Sardo. Non solo verde, non solo reperti, non solo mare, ma attenzione ai sapori e agli odori, sollecitati dagli assaggi, dalle esperienze olfattive e sensoriali, perché il turista che sceglie l'Italia è sempre più intrigato a provare, scegliere, assaporare, assaggiare, e chi sceglie Agrigento può avere tutto ciò grazie all'esperienza di Diodoros, in assoluto il primo marchio di un'intera linea di prodotti di enogastronomia nati e cresciuti nella Valle dei Templi, in aree dove non sono presenti reperti o scavi. C'è il vino che nasce dai vitigni coltivati ai piedi del Tempio di Giunone, c'è l'olio pregiato, i capperi spontanei, ci sono le mandorle, il pistacchio, i fichi d'India, gli agrumi e il miele. Ora l'ultimo tassello che chiude il cerchio e rende completo il paniere è il pane che nasce dai grani coltivati nella piana di San Gregorio, nella Valle dei Templi. È un grano per Ciasacchi, è antico, è Maiorca con cui le nostre farine poi contribuiranno alla realizzazione di questo nuovo prodotto del progetto Diodoros. Meraviglia per gli occhi, per lo spirito e adesso anche per il palato. La Valle dei Templi stupisce sempre e continua a farlo regalando nuove suggestioni e nuove emozioni, e lo fa anche attraverso ciò che la sua terra produce, divenendo modello innovativo di sviluppo turistico. Una breve pausa, poi a Catania vi mostreremo le immagini del degrado ai piedi della Torre del Vescovo. Ai piedi della Torre del Vescovo, costruita nel 1300, spazzatura di ogni tipo e persino una vasca da bagno. A Catania ancora in civiltà. Tonino De Mana. Nel 1302 era stata costruita per proteggersi dagli attacchi del nemico. A distanza di oltre 700 anni, chi l'ha realizzata non avrebbe mai pensato di doversi difendere dai raid degli incivili, un popolo particolarmente temibile a Catania e non solo. Altro che vandali e barbari, da queste parti le incursioni sono continue e prendono di mira monumenti che per la verità sono già nell'oblio. Ma al peggio non c'è mai fine, così accanto alla fortezza medievale sono ben visibili gli immancabili multicolor sacchetti della spazzatura e spicca anche il bianco di una vasca da bagno. Chi ha avuto la felice idea di buttarla proprio davanti alla Torre del Vescovo? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, ma ciò che indigna è un altro aspetto. La vasca in questione è lì da una settimana. L'avevamo notata noi durante un servizio in via Plebiscito e volevamo vedere se qualcuno, oltre a noi, l'avesse mai vista e rimossa. Purtroppo è andata per come sospettavamo, nessuno l'ha vista. Scene di ordinario degrado anche nella piazzetta adiacente, dove oltre ai rifiuti, alle bottiglie di vetro e all'erba secca appaiono altri arredi con 2 belle sedie in bella mostra. Non le manda a dire il presidente di Abetnea Cannizzo. Non comprendo perché si continui ancora ad assumere da parte dei cittadini questo atteggiamento. È una segnalazione fatta alcuni giorni fa, ma possibile che nessuno veda
questo scempio? Deve esserci innanzitutto la collaborazione di tutti i cittadini, perché chi fa una cosa del genere deve essere denunciato sicuramente anche dai vicini, fra le altre cose, ma deve esserci anche un controllo più attento, più pressante, più continuo, e affinché questa città possa venire fuori da questo cul-de-sac che ci tiene ai margini civili. In una città con molti quartieri al buio o scarsamente illuminati non passano inosservati i fari accesi in pieno giorno a Torre del Vescovo. Magra consolazione o tipico paradosso catanese? Fiorello a Buongiorno Sicilia, domani mattina, appena conclusa la puntata del lunedì di Viva Rai 2, il popolarissimo showman siciliano sarà ospite del nostro programma mattutino con la sua ironia, le sue prese in giro, la sua simpatia. Appuntamento dunque con Fiorello a Buongiorno Sicilia, domani mattina su Antenna Sicilia. Catania sull'altalena, dalla grande paura al sogno della Serie B. Sentiamo l'umore dei tifosi rossazzurri intercettati da Tonino De Mana. Il gol di Cianci libera il Catania dalle paure, così il popolo rossazzurro passa dall'incubo al sogno, dalla depressione all'esaltazione, dal rischio play-out ai play-off, con la possibilità di dare la caccia alla Serie B. È quello che ci aspettavamo da un anno a questa parte, finalmente è arrivato, speriamo adesso di poter andare avanti. Ora a fare il play-off, se che c'è il potessimo fare qualche sogno. L'anno prossimo sarà sicuramente Serie B e poi Serie A, in modo che ci sarà anche il big match con la squadra del mio cuore che è gemellata col Catania. Sarebbe? È il Napoli. E se non va in Serie B? Non stiamo nacci, un altro anno, è finito. È stata una bellissima partita, spero che il Catania vada in Serie B. Abbiamo due treni là, il treno playoff è stato agganciato per il Catania. Va bene, ma ci voleva finalmente ieri 1-0. Mi fa piacere che il Catania ha superato questa fase, speriamo ardentemente perché la città merita molto di più. Ti sei messo questa tuta apposta? Apposta no, però quando siamo qui sembra Forza Catania, quindi. Si riparte l'11 maggio con la fase nazionale e si riaccende l'entusiasmo. L'ho sempre detto, è un campionato pazzo e il Catania salirà in Serie B. Ve lo garantisco io. E quindi si può anche essere promossi quando, quando i tifosi non se lo aspettano. Forza Cagliari e Catania. Una breve pausa e poi il calcio giocato con Catania, Messina e Palermo. Eccoci al calcio, un gol di Cianci contro il Benevento vale i play-off per il Catania. La seconda parte della stagione avrà inizio per i rossazzurri sabato 11 maggio. Marco Carli. La serata, cominciata con l'ansia di non riuscire, finisce invece con la vittoria della speranza. Nella partita più importante del campionato il Catania scaccia l'incubo play-out e conquista quei play-off che sembravano cosa quasi fatta dopo la Coppa Italia e che una serie di gare giocate male hanno rimesso in bilico fino agli ultimi 90 minuti. Col Benevento però, come in molte partite da dentro fuori, il Catania ha messo in campo la prova che serviva. La squadra oggi ha fatto qualcosa di eccezionale. Cioè, non ce lo dimentichiamo, era un momento delicato. Oggi ha fatto qualcosa di eccezionale, non parlo di campionato. Il tecnico ha avuto due intuizioni importanti: Cicerelli mezzala, la Peralta e Quain in difesa che regge l'urto insieme agli altri di un Benevento comunque non ispiratissimo. In mezzo le tante sensazioni respirate in una partita che per i tifosi era inevitabilmente condizionata anche da quello che succedeva sugli altri campi. E in mezzo soprattutto il gol di Cianci, quello della vittoria che spalanca definitivamente le porte dei playoff. Veniamo da un momento dove non è facile, poi sappiamo tutti Catania è una piazza importante, c'è tanta pressione, quindi non era facile, non è facile, però alla fine per fortuna vincendo la Coppa e salvandoci all'ultima giornata abbiamo portato a termine l'obiettivo. Il destino si veste di rosso-azzurro nel finale con la traversa di Ciano proprio nel momento del gol del Monterosi col Foggia, che in caso di pareggio al Massimino avrebbe mandato il Catania ai play-out. Giusto così, per quel che si è visto nell'ultima gara gli etnei meritavano il successo. Adesso serve confermare atteggiamento e magari risultati a partire dall'11 maggio, gara d'andata da disputare in trasferta del primo turno della fase nazionale dei play-off. Sconfitta per il Messina, superato 2-1 al Veneziani dal Monopoli. Il gol dei giallorossi è stato realizzato da Luciani. Sergio Colosi.
Le motivazioni hanno prevalso, ma il Messina ha onorato l'impegno. La sentenza del Veneziani premia 2-1 il Monopoli, costretto però ai play-out contro la Virtus Francavilla. La squadra di Modica, già salva e imbottita da 6 riserve, ha disputato una ripresa discreta dopo aver subito parecchio nel primo tempo. In avvio di gara il Monopoli costringe il Messina all'angolo. Fornasier di testa inaugura il tiro al bersaglio con Piana preferito a Fumagalli, protagonista fino al vantaggio dei padroni di casa, con l'autorete di Salvo impreciso e sfortunato sulla respinta di Piana su conclusione di Borello. L'inizio della seconda frazione è da incubo come la prima. Dopo 2 minuti assist del talentuoso Borello per Tommasini, il cui piede è caldo dalle parti di Piana, battuto per la seconda volta. Dai cambi il Messina trova una risorsa inattesa in Cavallo, sempre deludente nelle sue tante apparizioni nel girone d'andata. L'esterno prima confeziona il pallone dell'1-2 per il colpo di testa vincente di Luciani e poi manda in porta Ragusa, fermato da Dalmasso. A fine gara Modica e i calciatori salutano 200 tifosi giunti a Monopoli per tributare loro un grande applauso per la stagione positiva, che non coinvolge il presidente Pietro Sciotto, sempre più uomo solo al comando di una società pronta all'ennesima smobilitazione, con i primi addii del direttore generale Costa e del team manager Cammarata. Prima sconfitta sulla panchina del Palermo per il tecnico Mignani. La Reggiana vince 2-1 in rimonta e manda in crisi i siciliani. Marco Gullà. Soliti difetti, consueti problemi, stesso risultato. Il Palermo non sa più vincere, la Reggiana sbanca il Barbera con il punteggio di 2-1 e mette in crisi la squadra di Mignani. Nessuna bacchetta magica per l'allenatore rosanero, il Palermo non è cambiato, anche ieri vantaggio illusorio con questo gran bel gol di Brunori e poi rimonta degli avversari nella ripresa con i gol di Portanova e Rozio. Il Palermo resta sesto a 3 giornate dalla fine con 5 punti di vantaggio sul Brescia che è settimo. Noi volevamo provare oggi a buttare dentro una grande iniezione di fiducia e invece probabilmente ce la siamo tolta, però il campionato è stato fatto in un certo modo fino ad oggi, c'è una posizione da mantenere e provare a migliorare e poi c'è da fare eventualmente la fase finale e noi ogni partita dobbiamo andare ad affrontarla con grande fiducia. Unica nota positiva il ritorno in campo di Ranocchia. Le motivazioni a noi non ci mancano, non ci sono mai mancate. È vero e oggettivo che in questo momento stiamo vivendo un momento non facile, però stiamo lavorando e stiamo cercando in tutti i modi di limare i nostri difetti e dobbiamo cercare appunto queste 3 partite di arrivare al massimo per lo sprint finale. Palermo in campo per il 1 maggio in trasferta contro lo Spezia. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.